Indubbiamente, si era allenato anche ieri sera, è una tragedia sotto tutti i punti di vista, perché viene a mancare un giovane di 20 anni, assolutamente solare, disponibile, generoso, capace di mettere buon umore e serenità in qualsiasi ambiente. Aveva 20 anni Salvatore Stefani e una grande passione per il rugby che praticava a livello agonistico con il Feltri in Serie B. Originario di Mogliano, dove si trova la sua famiglia, viveva e lavorava a Feltre dopo aver frequentato l'istituto agrario di Vellai. L'impatto che gli è stato fatale sulla Feltrina all'altezza di Quero poco prima mezzogiorno, quando il suo furgoncino diretto a Feltre si è scontrato con l'auto articolato condotto da un bosniaco che procedeva nella direzione opposta. A invadere la corsia sarebbe stato il giovane. Per cause da accertare, ogni ipotesi è il vaglio dei carabinieri guidati dal capitano Luca Innelli, intervenuti sul posto immediatamente dopo il suo M118, e i vigili del fuoco, interdetta la viabilità con il traffico in tilt sotto sciocchi familiari, e l'altra grande famiglia, quella del rugby feltrino. Fatalità, il destino vuole che domenica prossima noi dovremo andare a giocare a Mogliano, insomma, ecco, quindi è veramente una tragedia nella tragedia. I suoi compagni di squadra sono disperati, come posso pensare la famiglia, quindi adesso presto faremo ogni valutazione, domani, insomma, ecco.